Benvenute e benvenuti alla puntata settimanale di Equilibri Umani. Sono Patrizia Landini, qui con voi per esplorare insieme il benessere, la salute olistica e la crescita personale. Oggi ci immergeremo in riflessioni e spunti che possono aiutarci a trovare armonia e serenità nella vita di tutti i giorni. Vi invito al nostro podcast dal quale potete ascoltare le puntate di Equilibri Umani in Amazon Music, Spotify, YouTube Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Deezer, Heart Radio. Grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio ed essere parte di questa bellissima comunità del benessere. Iniziamo allora subito con il sommario e i temi che tratteremo. Smoothie antinfiammatori, segreto naturale per energia e benessere, intelligenza artificiale e relazioni umane, evoluzione o disconnessione? Biofilia e benessere, perché abbiamo bisogno della natura per stare bene. Autocompassione, la chiave per una crescita personale autentica. Inganni digitali, proteggersi dalle truffe online, parte 2. Smetti di procrastinare grazie all'effetto Zeigarnik. Ospiti Michela Bresolin, coach e facilitatore, group builder e custode del gioco. Alessandro Castagna, ICTM direttore artistico di Altro Stile e benessere.community. Bene, affrontiamo allora il tema fondamentale per il nostro benessere, l'infiammazione, dal punto di vista dell'alimentazione e in particolar modo grazie agli smoothie, visto che sta arrivando la primavera e il corpo desidera alimenti detossinanti. Per chi non sapesse esattamente cos'è uno smoothie, è una bevanda densa e cremosa a base di frutta e o verdura frullata, spesso arricchita con ingredienti come latte vegetale, yogurt, semi o spezie per aumentarne il valore nutrizionale. Per prepararlo basta mescolare gli ingredienti scelti in un frullatore con un po' di liquido, appunto come dicevo prima potrebbe essere anche l'acqua o del succo di frutta, fino a ottenere una consistenza omogenea e vellutata. Non va a sostituire la frutta o la verdura intera, mi raccomando, ma può essere un vero aiuto nell'integrazione di alimenti proprio a favore del benessere. L'infiammazione cronica è stata collegata a numerose malattie gravi, tra cui le malattie cardiache, il cancro, il diabete di tipo 2 e l'ictus. Fortunatamente, però, la natura ci offre una varietà di ingredienti con potenti proprietà antinfiammatorie che possiamo facilmente integrare nella nostra dieta quotidiana, in particolare attraverso deliziosi smoothie. Abbiamo l'uva. L'uva è un frutto ricco di antiossidanti, in particolare flavonoidi e resveratrolo. Questi composti combattono i radicali liberi e riducono l'infiammazione. Il resveratrolo in particolare ha mostrato promettenti effetti nel contrastare le infiammazioni associate a malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer e il Parkinson. Aggiungere una manciata di uva al vostro smoothie non solo ne esalterà il sapore, ma apporterà anche i benefici significativi per la vostra salute. Poi le ciliegie. Le ciliegie sia dolci sia aspre sono note per le loro proprietà antinfiammatorie grazie all'elevato contenuto di antociani, potenti antiossidanti che aiutano a ridurre lo stress ossidativo e l'infiammazione nel corpo. Molti studi hanno dimostrato che il consumo regolare di ciliegie può alleviare dolori muscolari e articolari e migliorare la qualità del sonno, grazie alla presenza naturale di melatonina. Pensate, un'aggiunta di ciliegie al vostro frullato mattutino può quindi favorire il recupero fisico e un riposo notturno più profondo. E poi la curcuma. La curcuma è una spezia dorata utilizzata da secoli nella medicina tradizionale per le sue proprietà curative. Il suo principio attivo, la curcumina, è noto per le potenti proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. La curcumina può aiutare a ridurre i sintomi dei disturbi digestivi come la sindrome dell'intestino irritabile, le ulcere gastriche o anche il morbo di Crohn. Inoltre è efficace nel ridurre il dolore associato all'artrite reumatoide e all'infiammazione post-operatoria. Per migliorare l'assorbimento della curcumina è consigliabile consumarla insieme a un pizzico di pepe nero. Aggiungere quindi un po' di curcuma e una spolverata di pepe al vostro smoothie non solo conferirà un colore vivace, ma potenzierà anche le sue proprietà benefiche. E poi i semi di chia sono piccoli ma ricchi di nutrienti essenziali, contengono acido alfa-linoleico, un tipo di omega 3 di origine vegetale con proprietà antinfiammatorie.
Inoltre sono una fonte eccellente di fibre che favoriscono la salute digestiva e aiutano a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. La loro versatilità li rende un'aggiunta ideale per qualsiasi smoothie, contribuendo a una consistenza più densa e cremosa. E poi lo zenzero, la radice dalle molteplici proprietà terapeutiche. È noto per la sua capacità di alleviare vari tipi di dolore, tra cui quelli mestruali, le emicranie e i dolori articolari associati all'artrite reumatoide e all'osteoartrite. Le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti contribuiscono a ridurre lo stress ossidativo nel corpo. Aggiungere quindi un pezzettino di zenzero fresco al vostro frullato non solo ne esalterà il sapore, con una nota un po' piccante, ma porterà anche benefici significativi alla vostra salute. I mirtilli, anch'essi piccoli frutti ricchissimi di antiossidanti, in particolare antociani, che conferiscono proprio il loro caratteristico colore blu violaceo, aiutano a combattere l'infiammazione e possono ridurre il rischio di malattie cardiache e cancro. I mirtilli sono associati a un miglioramento delle funzioni cognitive e possono contribuire a rallentare il declino mentale legato all'età. Allora, incorporare una manciata di questi frutti nel vostro smoothie quotidiano è un modo semplice e delizioso per beneficiare delle loro proprietà salutari. Non dimentichiamo le verdure a foglia verde scuro come spinaci, cavolo riccio, bietole e crescione, che è una varietà di rucola un po' più grande. Sono ricche di vitamine antiossidanti, tra cui la vitamina K, la A, la C, e contengono anche fitonutrienti come beta-carotene, luteina e zeaxantina, che aiutano a combattere l'infiammazione cronica. Aggiungere una manciata di queste verdure al vostro smoothie non altera significativamente il sapore, se non per il crescione, ma aumenta notevolmente il contenuto nutrizionale, contribuendo alla salute generale e alla prevenzione di malattie croniche. Ecco, integrare questi ingredienti nei vostri smoothie quotidiani è un modo semplice ed efficace per combattere l'infiammazione e promuovere il benessere generale. Ricordate che una dieta ricca di alimenti freschi e integrali è fondamentale per ridurre la risposta infiammatoria del corpo. Sperimentate diverse combinazioni di questi ingredienti per trovare il mix che più vi piace e che meglio si adatta alle vostre esigenze nutrizionali. Bene, oggi troviamo Michela Bresolin, coach e facilitatore group builder. Lei è custode del gioco. Per questo percorso sta seguendo l'Accademia Action 2B di Marco Finetti per diventare proprio coach e custode del gioco. Michela Bresolin, coach, facilitatore group builder e custode del gioco. Grazie Michela di essere con noi questa sera. Grazie a voi. Bene, allora io ti ho appena presentato e mi viene una grandissima curiosità di sapere che cos'è, chi è un custode del gioco? Un custode del gioco è una persona che ha a cuore la cultura del gioco come cultura del benessere. Il gioco quindi come strumento di benessere. È una persona che ha fatto un percorso e che ama giocare e che ha capito che giocare non è un'attività da tenere solo per i bambini, ma è importantissima anche per gli adulti. Dovremmo giocare sempre, ma la nostra società a un certo punto ce lo vieta, tra virgolette, perché ci mette dentro a dei ruoli dove dobbiamo essere, ci sono molti dover essere, Sì. per cui in tanti perdiamo questa abitudine a giocare e purtroppo succede che diventiamo troppo seri, sfiduciati o anche ci ammaliamo. Ah sì, assolutamente. Ma come ti è, diciamo, tu sei appunto coach e anche facilitatore group builder, come ti è venuto in mente? È venuta dopo questa passione oppure è cresciuta anche appunto per aiutare dei gruppi immagino, a socializzare, a essere più fluidi, come funziona Allora, questa tutto cosa? nasce dal fatto che io ero dentro un ruolo troppo fisso, lavoravo come imprenditrice e ho cominciato ad avere dei problemi di salute, ma abbiamo capito che era tutto psicosomatico. Quindi avevo un corpo pieno di dolori e bloccato. E Sì, quello che mi è venuto da fare e da pensare è: devo trovare un modo per lasciare che questo corpo parli, perché sta dicendo qualcosa ma non lo capisco. certo. Quindi la prima cosa che ho pensato è: vado a fare un corso di teatro. Al corso di teatro si giocava un sacco.
si giocava un sacco. Poi qualcuno mi ha parlato, guardati il sito del manifesto del gioco, perché io dicevo, ma è proprio giocare che mi piace, no? Sì. Guardati il sito manifestodelgioco.it e lì dentro ho scoperto che esiste una massa critica di persone in Italia che porta avanti la filosofia del gioco e si chiamano Custodi del Gioco. Bello. Ho scoperto che l'estate c'era una settimana in un ecovillaggio a Rieti, per cui ho partecipato a questa settimana e ho detto sì, giocare mi fa bene. Arrivavo là, me l'hanno proprio detto, sei arrivata con la faccia seria e già il giorno dopo eri radiosa. Quindi ho continuato a seguirli e poi ho partecipato al raduno per diventare custode del gioco. C'è un Sì. ritiro di 3 giorni dove si gioca tantissimo e sono diventata custode del gioco. Senti, adesso io prima di farti la domanda, che quella un po' più seria, ma dico, ma che giochi fate, che giochi facevate in questi 3 Allora, giorni? sono giochi che si giocano giocando. Mh. Sono tanto giochi di relazione, Sì, giochi di espressione corporea okay. o di espressione tramite i colori, il disegno o la costruzione di Sì, qualcosa. Noi abbiamo, i custodi hanno individuato 8 tipi di personalità giocosa. C'è chi gioca collezionando, quindi mettendo in ordine le cose, mh, c'è chi gioca raccontando favole, c'è chi gioca proprio come un artista e quindi ama creare. C'è chi come me è cinestetico, quindi ama giochi di movimento certo. e il contatto fisico. Quindi diversi giochi che vanno a lavorare in queste diversi tipi, diverse sfere di personalità giocosa, ecco. Certo, ma allora quali sono però, ecco questa è una domanda diciamo che attiene più magari al ruolo di coach, ma gli ostacoli più comuni che le persone adulte, trovano, ecco, tu stasera farai una serata proprio dedicata a questo, ma quali potrebbero essere gli ostacoli che le persone si pongono poi da sole immagino? Allora, l'ostacolo è che ci vergogniamo, ci sembra di Mh. essere dei bambini che fanno stupidaggini. Mh. Quindi sì, un po' la vergogna, un po' la nostra mente giudicante, no? Sì? E appunto il dover lasciare le sovrastrutture che ci identificano per lasciarci la libertà di andare a esprimerci, fare Assolutamente. ridere o far ridere. Eh. Poi qualcuno ha l'ostacolo del contatto fisico, Sì? ma questo viene detto subito, si rispetta, nel senso che Okay, ci si avvicina fin dove si può, ognuno dà il consenso rispetto al proprio ho capito. vissuto Sì, o ecco, non è sentire, ecco. qualcosa che Sì, si sente obbligati per forza a esatto, partecipare in un determinato modo. esatto. Molto interessante. Quello che sento, vista la mia esperienza appunto da Sì? imprenditrice e la difficoltà che c'è stata proprio nel riuscire a creare un gruppo coeso, un gruppo di lavoro coeso, quello che sento è la voglia di portare questa cosa nelle aziende per facilitare i rapporti tra colleghi e per creare un clima di lavoro sereno. Quando Ah ci si mette sì, a giocare ci si connette con la pancia e non con la testa tra persone certo. e questo diventa un tipo di meditazione che viene chiamata playfulness o Mh, bodyfulness, no? okay, certo, Facendo un una po' di similitudine con la mindfulness. mindfulness. E quindi la connessione avviene attraverso canali non mentali ed è più forte rispetto a quella mentale e succede che poi Assolutamente. la gentilezza parte inconsapevolmente e tutto fluisce in maniera più spontanea. Ecco, quindi tu hai avuto modo di, sperimentare proprio questo cambiamento di non so, è perché è un atteggiamento probabilmente che uno ha nel gruppo, Mm, magari ecco in un'azienda, mm. come riesci a innescare poi questa è facile oppure Allora, non l'ho ancora provato, ma le esperienze che sì, sento, sì. sono di ambienti più facili e meno facili. Mh. Dove le persone sono in giacca e cravatta, a volte Eh? è più difficile, ma dipende molto dal facilitatore, da come propone le Sì, cose e dalle regole, che si pongono all'inizio, che sono 4 e già, allentano la ho tensione. capito. Perché Sì. una, per esempio, delle regole è: qui vale tutto, Mh?
però siamo custodi e testimoni di quello che succede, quindi qua vale tutto, ma rimane qua. E poi ognuno si autodetermina e decide quanto coinvolgersi. Ok? La proposta viene fatta, ma puoi anche rifiutarti di fare, quindi stare come osservatore o dire questo gioco proprio non lo voglio fare, vado fuori. Ok, quindi E questo è rilassante questo, appunto mette tutti assolutamente. a proprio agio. Mi Certo. dicono poi che cravatte spariscono, giacche volano e la E gente si gioca, insomma. si butta. Ecco. Ecco, tu prima hai fatto un'osservazione molto interessante, cioè hai detto il gioco è importante per i bambini, ma è molto importante anche per gli adulti. E dal punto di vista psicologico, come funziona? Perché è così importante? Allora, funziona che giocando noi attiviamo delle connessioni neurali che tendono a spegnersi nel momento in cui smettiamo di giocare. Nella mia esperienza, ad esempio, finché avevo i bambini piccoli, cantavamo, suonavamo, giocavamo, eccetera, e quindi rimaneva anche una parte di allegria, creatività. Poi, man mano che crescevano, adesso sono grandi, adulti, io mi sono vista diventare proprio quella persona che ha tutte le scadenze, Sì. deve sistemare la casa, fare il lavoro, fare tutto bene, e dicevo, ma come mai non ascolto più musica, non prendo più la chitarra in mano, non rido più, ok? Ecco, si erano un po' Certo. spente quei circuiti neuronali. Li ho riattivati. Adesso mi guardano e mi dicono, tu adesso sei come la Miki di quando aveva 20 anni, che cantavi, suonavi, facevi ridere, raccontavi le barzellette. Quindi ti senti ritornata un po' più Giovane, più giovane, più più bambina, più spensierata, sì. non è assolutamente male. Probabilmente anche avere dei figli potrebbe essere un aiuto per chi vuole ricominciare a giocare, Esatto, magari, chi sa. esatto. Ma allora, questa sera tu andrai a proporre un percorso, un qualche cosa di... Come si svolgerà questa serata a grandi linee? Non Allora, voglio- prima di tutto presenterò il manifesto del gioco, che è una dichiarazione di intenti e si compone di 10 articoli. Sì? E quindi spiegherò perché giocare è importante e appunto che cosa il gioco innesca. Per esempio, il primo articolo dice che giocare è un diritto e questo è un diritto sancito anche dall'UNICEF, è ok? vero. E poi mi presento io e poi faccio giocare le persone, prima con giochi che facilitano la conoscenza reciproca. Certo. E poi appunto giochi un po' dinamici, lanceremo qualche pallina, Ok. faremo qualche salto e ci muoveremo nello spazio. Sì, hai toccato un tema importante, quello del diritto al gioco per i bambini. Penso ai tanti bambini che sono costretti a lavorare o peggio, insomma, sì, poterlo fare anche da adulti per noi è una grande opportunità, quindi non è da sottovalutare, penso, come attività. Questi bambini che sono costretti a lavorare, ci sono anche dentro di noi adulti. Ci sono dei bambini dentro di noi che sono costretti a lavorare e che noi non tiriamo più fuori, non ascoltiamo più e non gli diamo più questo vero. diritto qua di lavorare. Invece far tornare fuori il nostro bambino, ascoltarlo e dargli lo spazio e il tempo per attivarsi, muoversi, esprimersi, ecco, vero. ci ridona la vitalità. Sì, perché si lavora tanto sul bambino interiore, ma spesse volte lo tiriamo fuori anche un po', come dire, piangendo, strepitando, cioè va bene, d'accordo, viene fuori, però poche volte ho sentito fare questo discorso, lo tiriamo fuori il bambino interiore per giocare, questo è molto bello, mi piace. Sì. Ti chiedo l'ultima cosa, come mai c'è il saluto vulcaniano sulla maglietta dei custodi del gioco? Non lo so, sinceramente. Mi hanno detto che questo è il Chiedere- simbolo, faccio anche fatica a farlo. È quello di Mr. Spock? Ah sì, Nano Nano. No, mi sembra No, che... no, Star Trek. Ah, È il saluto guarda, vulcaniano. mi cogli Io impreparata. sono una trekkies. Va bene, allora ci informeremo e lo faremo sapere ai nostri Perfetto, ascoltatori. la prossima volta. Bene, allora grazie Michela, buon gioco Grazie. e buona vita. Grazie a voi, grazie mille. Grazie. Benessere Community. Immagina un luogo dove il tuo benessere incontra l'esperienza. Dove antiche discipline si fondono con le tecnologie più avanzate. Un luogo che connette professionisti del benessere, centri di sviluppo, esperienze di bioturismo, centri medici, accademie di formazione
chi promuove il benessere attraverso il cibo, con chiunque cerchi un equilibrio tra corpo, mente e anima. Benessere Community non è solo una piattaforma, è una visione. Uno spazio dove scoprire percorsi, creare connessioni autentiche e crescere insieme. Con il nuovo anno vedrà alla luce un progetto che trasformerà il tuo modo di vivere il benessere, unendo tradizione e innovazione in un'esperienza unica. Che tu sia un professionista, un centro specializzato, un promotore del benessere o un viaggiatore in cerca di armonia, Benessere Community è il punto d'incontro per costruire insieme un futuro migliore. scopri, condividi, cresci. Il tuo benessere è la nostra missione. Il saluto che Michela ha sulla maglietta e che è stato oggetto della mia domanda è un richiamo all'immaginario, prima di Star Trek con Mr. Spock e poi di Mork, il celebre extraterrestre della serie Mork e Mindy. Esiste un tema molto dibattuto del nostro tempo: l'intelligenza artificiale sta migliorando le relazioni oppure le sta indebolendo? Mai, come in questa epoca, gli algoritmi avanzati e i chatbot intelligenti diventano sempre più presenti nelle nostre vite. Diventa essenziale riflettere su come queste tecnologie stiano influenzando il nostro modo di comunicare, connetterci e persino comprendere le emozioni altrui. L'intelligenza artificiale sta ridefinendo il concetto di interazione sociale, sia nel mondo digitale sia in quello reale. Piattaforme di social media come Facebook e Instagram utilizzano algoritmi di IA per personalizzare il nostro feed e suggerire nuove connessioni. Questo, da un lato, amplifica la nostra capacità di interagire con gli altri, creando nuove reti e comunità spesso globali. Ma non è solo nei social network che l'IA sta avendo un impatto significativo. Pensiamo agli assistenti virtuali come Siri o Google Assistant, che ci permettono di interagire con la tecnologia in modo naturale e conversazionale. O ancora ai chatbot avanzati nelle app di customer service che sostituiscono gli operatori umani rispondendo alle nostre domande in tempo reale e in modo sorprendentemente corretto. Il lato positivo? Accessibilità e immediatezza. Mai prima d'ora siamo stati così interconnessi, con la possibilità di ottenere risposte e supporto in qualsiasi momento, senza limiti di tempo o spazio. Un aspetto sempre più rilevante è l'uso dell'AI nel supporto emotivo. Chatbot terapeutici come WeObot e Replica sono progettati per fornire conforto e ascolto a chi ha bisogno di parlare con qualcuno, in particolare nelle fasi di stress, solitudine e ansia. Questi strumenti utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale per riconoscere le emozioni e rispondere con empatia. Alcuni studi suggeriscono che le persone tendono a sentirsi quasi più a proprio agio nell'aprirsi con un'intelligenza artificiale piuttosto che con un essere umano, perché sanno di non essere giudicate. Ma questo ci porta a una domanda fondamentale: possiamo davvero sostituire il calore umano con un'intelligenza artificiale? Una macchina può riconoscere uno stato emotivo, capirlo nel senso più profondo? L'empatia è un processo complesso che coinvolge esperienze personali, intuizioni e interazioni non verbali difficili da replicare con un algoritmo. Se da una parte la tecnologia ci permette di restare connessi più facilmente, dall'altra proprio può portare a un senso di disconnessione dalla realtà. Studi recenti dimostrano che una maggior dipendenza dalla comunicazione digitale riduce l'interazione faccia a faccia, portando a una diminuzione dell'intelligenza emotiva e della capacità di interpretare segnali non verbali, come dicevamo la scorsa puntata. Inoltre, l'uso eccessivo di assistenti virtuali e chatbot potrebbe creare un effetto di isolamento emotivo. Quindi, anziché cercare conforto nelle relazioni umane, rischiamo di rifugiarsi in interazioni con macchine programmate per risponderci, ma prive di reale consapevolezza emotiva. Insomma, nel futuro delle relazioni umane, l'intelligenza artificiale potrebbe essere un potente alleato nel migliorare la nostra capacità di connetterci, comunicare e comprendere il mondo che ci circonda. Però dobbiamo stare attenti a non delegare eccessivamente le nostre emozioni e relazioni ai chatbot e agli algoritmi. La chiave
vuole trovare un equilibrio, usare la tecnologia come strumento di supporto, senza perdere di vista l'essenza delle relazioni umane fatte di imperfezioni, empatia e tanta autenticità. E voi cosa ne pensate? L'intelligenza artificiale sta migliorando o distanziando le nostre relazioni? Ecco, fatecelo sapere e ci risentiamo poi nella prossima puntata di Equilibri Umani. Vorrei però a questo punto aggiungere un tassello importante. Ho chiesto ad Alessandro Castagna, fondatore di Intelligenza Complementare, di aiutarci a capire e dare qualche risposta alle domande che ci siamo fatti in questo momento, e questo è il suo intervento di risposta. Buongiorno a tutti. Immaginate un futuro in cui la tecnologia non ci sostituisce, ma ci potenzia. Un futuro in cui la nostra creatività e intuizione si fondono con la potenza di calcolo delle macchine. Questo è il futuro che pensiamo sia attuabile e lo strumento che lo rende possibile, noi di Altro Stile, lo chiamiamo intelligenza complementare. Un progetto che ci appassiona ormai da molto tempo. La mia visione è chiara: l'AI al fianco dell'uomo e non al suo posto. Con l'intelligenza complementare, che noi abbiamo sviluppato attraverso una rete di intelligenze artificiali che si supportano e si controllano a vicenda, abbiamo introdotto un elemento fondamentale, l'ethical prompting. E ora vi spiego di cosa si tratta. Pensate ad un maestro che educa un giovane allievo. Noi umani, con la nostra onesta visione morale, siamo i maestri e l'intelligenza artificiale è l'allievo. Attraverso l'ethical prompting insegniamo all'AI non solo a seguire compiti, ma a farlo con coscienza e responsabilità, promuovendo un comportamento complementare, mai sostitutivo. Questo non è un semplice codice, ma è un vero e proprio disciplinare ed è in continua evoluzione grazie all'apprendimento delle stesse macchine. L'intuizione alla base dell'intelligenza complementare mi è venuta partecipando a un'importante conferenza di Emilio Billi, riconosciuto come un pioniere del settore. Le sue parole hanno fatto scattare in me qualcosa, un'idea che da allora porto avanti con convinzione e che si è ulteriormente consolidata dopo averlo avuto ospite qui in Equilibri Umani nella prima edizione. Tuttavia la strada sembrava impervia. Ogni agenzia di marketing, ogni formatore, ogni coach o guru, fino al più piccolo degli influencer, spingeva l'AI come la soluzione miracolosa per lavorare meno, per passare 6 giorni su 7 sotto l'ombrellone, ma la realtà è ben diversa. Se sei un imprenditore, un generatore di idee, uno sviluppatore di modelli di business, l'AI è un alleato potentissimo. Ti aiuta ad aumentare la qualità e la quantità dei risultati. E questo è vero, assolutamente, ma ti porta anche a dedicare ancora più tempo al lavoro, perché amplia enormemente il campo delle possibilità, spostando in avanti il confine di ciò che è fattibile. Mi chiedevo quindi come poter far crescere la mia idea in un contesto simile. Ebbene, le risposte stanno arrivando proprio in questo periodo. Da un lato vedo l'azione intrapresa da Mira Murat, che ha ricoperto il ruolo di Chief Technology Officer in OpenAI e che ora ha fondato una sua startup orientata all'intelligenza complementare. Dall'altro osservo il percorso di Dario Amodei, che è stato vicepresidente della ricerca presso OpenAI e che anche lui applica lo stesso principio nel suo lavoro ingegneristico e professionale. Questi esempi mi dimostrano che la strada è giusta, che il futuro per l'intelligenza complementare c'è ed è ben tracciato. Viviamo in un'era di intelligenza generativa, un mondo in cui le macchine creano testi, immagini, suoni. Ma questi mondi sono anche, in un certo qual modo, dei giardini recintati, dove possiamo quindi plasmare la loro intelligenza con parametri diversi, guidandola verso un percorso più o meno etico. E qui entra in gioco il prompt engineer, il sussurratore di AI. Come un giardiniere esperto, modella e cura il dialogo con l'AI, ottenendo risposte precise e utili. Ma l'intelligenza complementare va oltre il singolo prompt
È una danza tra uomo e macchina, una partnership in cui entrambi eccellono in collaborazione attiva. Immaginate un team di ricercatori e l'intelligenza artificiale che lavorano insieme per trovare una cura per il cancro. L'AI analizza milioni e milioni di dati. I ricercatori guidano la ricerca con la loro intuizione. Questo diventa effettivamente un potenziamento reciproco. L'AI elabora i dati, l'uomo prende decisioni in base alla sua umanità, che a sua volta restituisce come input alla macchina. Insieme superiamo i limiti individuali. Nel giornalismo, l'AI che scrive articoli di giornale? Sì, perché no? Con la supervisione umana per evitare fake news o discriminazioni o approcci eccessivamente assertivi o vincolanti. E la scrittura generativa che sta aprendo nuovi orizzonti letterari? O negli strumenti di elaborazione grafica che hanno rivoluzionato il lavoro degli illustratori? La lista potrebbe continuare all'infinito. Immaginate le scoperte, gli approfondimenti, i miglioramenti in moltissimi campi, grazie al binomio uomo e intelligenza complementare. Ma spingiamoci nel tema che più fa discutere proprio in questo momento, dopo la questione militare, che ovviamente merita un approfondimento a sé tutto suo e che faremo prossimamente, ovvero le nuove forme d'arte e la sinergia uomo-AI. Nel mondo dell'arte gli esempi di come l'AI possa affiancare l'uomo sono innumerevoli. Non si tratta di sostituire l'artista, attenzione, ma di liberarlo dalle mansioni ripetitive e non umanamente fondamentali, da quei compiti necessari ma non dirigenziali. Pensiamo alla musica. L'AI può farsi carico di tutte quelle operazioni che distoglierebbero l'artista dall'atto creativo vero e proprio. Prima dell'avvento dell'AI, la manualità del musicista tecnico era sempre più confinata all'uso di strumenti virtuali, i VST nelle produzioni discografiche ad esempio, ma sottolineiamolo pure, questi VST sono pur sempre strumenti virtuali, creati sì tramite campionamenti originali, ma la loro orchestrazione è ben diversa dall'esperienza di musicisti che suonano insieme in presenza. Ora l'AI può automatizzare quei processi, permettendo all'artista di concentrarsi sull'essenza della creazione. E che dire dell'autotune, bersaglio di critiche feroci ma utilizzato negli studi di registrazione di tutto il mondo da quasi 30 anni? E non dimentichiamo che la chitarra elettrica, con marchi iconici come Fender e Gibson, si ponevano come evoluzione di strumenti a corda acustici. Oppure l'Hammond, concepito inizialmente come sostituto del pianoforte o altre tastiere, che furono a loro tempo considerate evoluzioni diaboliche degli strumenti tradizionali. L'Hammond, in particolare, ha poi creato un mito a sé, grazie alle sue sonorità uniche e magistralmente sfruttate nel jazz. Ogni innovazione porta con sé scetticismo e timore. È giunto il momento, anche nell'arte, di fare chiarezza, di tracciare una linea di demarcazione tra l'intervento artistico, espressione della visione unica dell'artista, e i compiti funzionali, dove l'AI può eccellere con la sua capacità di calcolo e produzione generativa. L'intelligenza complementare può svolgere un ruolo cruciale, fungendo da cuscinetto tra questi due mondi, un ponte che permetta all'arte di evolversi senza negare la sua essenza umana. Mira Murati, con la sua startup, è un faro in questo viaggio. Ci ha mostrato che l'AI può essere un'alleata, un'estensione della nostra intelligenza. Vi lascio con una domanda. Siamo pronti a questa nuova era? Siamo pronti a costruire un futuro in cui l'AI non è una minaccia, ma un'opportunità per esprimere il meglio di noi stessi? L'intelligenza complementare non è solo un progetto, è un invito ad immaginare un futuro in cui tecnologia e umanità danzano insieme, creando un mondo più giusto, creativo e innovativo.
Forse non ce ne rendiamo conto, ma il contatto con l'ambiente naturale è essenziale per la nostra salute mentale e fisica. La scienza ci dice che vivere immersi nel cemento delle città, tra schermi e luci artificiali, può alterare il nostro equilibrio, aumentando stress, ansia e senso di alienazione. Ma perché il nostro cervello ha bisogno della natura e quali sono gli effetti tangibili di un ritorno agli spazi verdi? Il concetto di biofilia evoca un legame ancestrale. Questo termine è stato coniato dal biologo Edward O. Wilson negli anni '80 e descrive la nostra predisposizione naturale a connetterci con la vita e gli ecosistemi. Per millenni l'essere umano ha vissuto immerso nella natura, adattandosi all'ambiente circostante. La modernità però ha interrotto questo equilibrio. Oggi passiamo fino al 90% del nostro tempo in spazi chiusi, lontani da luce naturale, suoni della natura e ritmi biologici naturali. Questa disconnessione ha un prezzo. Il nostro cervello, evolutosi in simbiosi con l'ambiente naturale, reagisce negativamente all'isolamento urbano, generando stati di stress cronico, disturbi del sonno e riduzione della concentrazione. Negli ultimi anni molte ricerche hanno dimostrato che passare del tempo nella natura migliora il nostro stato psicologico. Uno studio pubblicato su Scientific Reports ha rivelato che bastano 2 ore alla settimana in un ambiente naturale per ridurre lo stress e migliorare il benessere emotivo. La natura favorisce la produzione di endorfine, stimola la mente, migliorando la capacità di risolvere problemi e generare idee creative. Ma cosa succede se viviamo in città e non possiamo trascorrere molto tempo in ambienti naturali? Fortunatamente la biofilia non significa solo proprio camminare nei boschi, ma può essere coltivata anche in piccoli gesti quotidiani, come per esempio creare spazi verdi in casa. Anche solo avere piante d'appartamento migliora la qualità dell'aria e riduce lo stress. Ascoltare i suoni naturali come il rumore delle onde, il canto degli uccelli o la pioggia sono proprio in grado di ridurre l'ansia e lo stress e creare stati di calma. Non a caso molte app di meditazione utilizzano suoni della natura per favorire il rilassamento. Studi condotti in uffici hanno evidenziato che semplicemente guardare immagini di paesaggi naturali riduce lo stress e migliora la produttività. Il design biofilico, cioè l'integrazione di elementi naturali negli ambienti urbani, è un altro aspetto da considerare. Architetti e urbanisti stanno ripensando gli spazi cittadini per includere più verde, come tetti giardino, facciate vegetali, parchi verticali, per ricreare un ambiente più equilibrato per la mente umana. Il modo più semplice e immediato per rendere un ambiente più biofilico è aggiungere piante. Ma non è solo una questione decorativa, le piante migliorano anche la qualità dell'aria, regolano l'umidità e riducono l'inquinamento domestico, assorbendo sostanze nocive come la formaldeide e il benzene. Le pareti verdi o i giardini verticali sono una soluzione sempre più popolare e bella, soprattutto per chi vive in appartamenti piccoli. Si possono realizzare con strutture modulari che permettono di coltivare piante anche in spazi ridotti, aggiungendo un tocco di freschezza e vitalità alla casa. La biofilia non si limita solo alle piante, ma include anche i materiali con cui arrediamo la casa. Materiali naturali creano un senso di connessione con la natura e hanno un impatto positivo sulla nostra percezione dello spazio. Il legno naturale migliora la percezione del calore e del comfort in un ambiente. Scrivanie, pavimenti o mobili in legno creano un'atmosfera più accogliente rispetto alle superfici fredde e artificiali. E poi pietra e marmo aggiungono un senso di stabilità e radicamento agli spazi. Tessuti naturali come il lino, il cotone e la lana favoriscono il comfort sensoriale e migliorano la qualità dell'aria interna. Un buon esempio di arredamento biofilico è l'uso di bambù e sughero, materiali anche sostenibili e perfetti per pavimenti, pannelli, fonoassorbenti e decorazioni. La luce naturale poi è un altro elemento chiave della biofilia. L'esposizione alla luce solare regola il nostro ritmo circadiano, migliorando la qualità del sonno e la nostra energia durante il giorno. Ma spesso nelle case moderne la luce naturale è insufficiente. E allora come possiamo ottimizzarla? Per esempio usare tende leggere o trasparenti per permettere alla luce solare di entrare senza ostacoli, specchi e superfici riflettenti per amplificare la luminosità negli ambienti meno esposti, lampade con luce calda e regolabile che imitano un po' il ciclo della luce naturale, aiutano a mantenere il benessere anche nelle ore serali.
Se è possibile, poi, è utile creare una connessione visiva con l'esterno, posizionando le aree di relax vicino alle finestre e orientando la disposizione dei mobili in modo da sfruttare al massimo la luce naturale. Anche il nostro sistema uditivo risponde positivamente ai suoni naturali. Il fruscio del vento tra gli alberi, il suono dell'acqua che scorre, oppure il cinguettio degli uccelli hanno un effetto calmante e possono ridurre il livello di stress. In casa allora possiamo integrare questi elementi in modi diversi, utilizzare fontane d'acqua interne per creare un sottofondo rilassante, ascoltare suoni naturali attraverso dispositivi o app di meditazione, creare spazi esterni con elementi naturali come piccoli giardini anche sul balcone o terrazzi con piante e fiori che attirino uccelli e farfalle. Bene. Se non riesci a fare a meno di procrastinare, prova l'effetto Zeigarnik. Sarai meno incline a rimandare tutto a domani. Ascolta allora nel nostro servizio i 5 trucchi per non procrastinare più. La procrastinazione è il modo più semplice per evitare le numerose responsabilità della vita, ma rimandare continuamente può avere un impatto quasi paralizzante. L'effetto Zeigarnik offre una soluzione intermedia: iniziare un compito e poi metterlo in pausa. L'effetto Zeigarnik è un fenomeno psicologico per cui le persone tendono a ricordare meglio i compiti incompleti rispetto a quelli terminati, spiega Maria Teresa Dair-Cusack, psicologa organizzativa. Questo accade perché il nostro cervello crea una sorta di tensione mentale attorno alle attività non concluse, mantenendole in primo piano nella nostra mente. Potrebbe sembrare controintuitivo, ma iniziare un'attività senza doverla completare subito può alleviare la pressione legata ai nostri impegni quotidiani, soprattutto perché, per natura, tendiamo a tornare su ciò che abbiamo lasciato in sospeso. Il concetto è stato scoperto per la prima volta dalla psicologa Bluma Zeigarnik negli anni '20, spiega Dair-Cusack. Notò che i camerieri di un caffè ricordavano facilmente gli ordini non ancora pagati, ma li dimenticavano subito dopo che i clienti avevano saldato il conto. Affascinata da questa dinamica, condusse esperimenti che dimostrarono come le persone ricordino più facilmente i compiti incompleti rispetto a quelli portati a termine. Se la tua lista di cose da fare ti sembra schiacciante, e procrastini di conseguenza, l'effetto Zeigarnik potrebbe essere la soluzione per te. Ti starai chiedendo come un compito incompleto possa portarti a finirlo? Dair-Cusack ha una risposta chiara. Quando iniziamo un'attività, anche solo in minima parte, il nostro cervello rimane coinvolto, rendendoci più propensi a portarla a termine, afferma. Ecco perché cominciare è spesso la parte più difficile, ma una volta fatto il primo passo, la tensione mentale generata dal lavoro lasciato in sospeso ci spinge a riprenderlo. Questo fenomeno psicologico mantiene il nostro cervello connesso al compito iniziato, senza il peso aggiuntivo di non averlo affrontato affatto. In sostanza, l'effetto Zeigarnik favorisce una maggiore consapevolezza, spiega Dair-Cusack. Il semplice atto di iniziare sposta la nostra mentalità da «devo farlo» a «lo sto già facendo», rendendo il completamento molto più semplice. Ecco 5 modi per applicare questo principio alla tua vita quotidiana. 1. Dedica solo 5 minuti al compito. Di a te stesso che lavorerai su un compito per soli 5 minuti, la maggior parte delle volte. Continuerai oltre perché il tuo cervello non vorrà lasciarlo incompleto. Soprattutto se entri in uno stato di flow, in cui sei profondamente immerso nell'attività. Non è necessario impegnarsi a terminarlo subito, basta concedersi 5 minuti per iniziare. 2. Suddividi i compiti in passi più piccoli. Invece di pensare a un progetto opprimente, inizia con una piccola parte. Questo potrebbe significare leggere un documento, fare brainstorming su un'idea o semplicemente inviare un'email che continui a rimandare. 3. Scrivi i compiti incompleti. Prima di allontanarti dalla scrivania, scrivi i compiti ancora da terminare, preferibilmente con carta e penna, per renderli più concreti. Se elenchi ciò che non hai completato, il tuo cervello continuerà a ricordartelo fino a quando non lo porterai a termine. 4. Prova la strategia del ciclo aperto. La strategia del ciclo aperto ti permette di lasciare qualcosa in sospeso in modo che tu sia naturalmente spinto a riprenderlo. Quando leggi o scrivi, fai una pausa a metà di una frase o di un pensiero. Il tuo cervello avrà il desiderio di completarlo in seguito, rendendo più facile riprendere il compito. 5. Inizia un'attività, poi fai una pausa. Prima di uscire per un impegno, usa gli ultimi 10-15 minuti per iniziare un'attività, suggerisce Dair-Cusack.
Se cominci qualcosa di importante prima di allontanarti, la tua mente continuerà a lavorarci in sottofondo, rendendo più semplice riprenderlo. Alla fine, la procrastinazione nasce dalla pressione di dover completare compiti importanti e ridurre un po' di questo stress può aumentare la produttività. Non aspettare la motivazione. Inizia anche con il minimo sforzo. Esiste un concetto che spesso trascuriamo quando pensiamo alla crescita personale, l'autocompassione. La nostra società ci spinge continuamente a migliorare, a essere produttivi, a superare i nostri limiti. Ma cosa succede quando le cose non vanno come previsto? Troppo spesso la nostra reazione è l'autocritica spietata, quella voce interiore che ci dice che non siamo abbastanza, che abbiamo sbagliato, che non valiamo. Eppure sappiamo ormai che questo atteggiamento non solo è inutile, ma è dannoso per la nostra crescita personale. Qui entra in gioco l'autocompassione, quindi la capacità di trattare noi stessi con gentilezza e comprensione, proprio come faremo con un amico in difficoltà. Ma cosa significa concretamente essere autocompassionevoli? Il concetto è stato sviluppato dalla psicologa Kristin Neff, che lo suddivide in 3 componenti principali. Essere gentili con se stessi. Invece di criticarci duramente, impariamo a riconoscere che tutti commettiamo errori e che fallire non ci rende meno degni di valore. E poi umanità comune. Capire che le difficoltà fanno parte dell'esperienza umana e che non siamo soli nei nostri momenti di vulnerabilità. Poi mindfulness, accettare le nostre emozioni senza giudicare, senza cercare di evitarle o negarle. Quando impariamo ad applicare l'autocompassione accade qualcosa di straordinario. Il nostro cervello smette di percepire l'errore come una minaccia e inizia a costruire resilienza. Ricerche dimostrano che le persone autocompassionevoli hanno livelli più bassi di ansia e depressione, un'autostima più stabile e una maggiore motivazione a migliorarsi senza bisogno di punirsi per ogni sbaglio. Ma come possiamo sviluppare questa abilità nella nostra vita quotidiana? Praticando il dialogo interiore positivo. Proviamo a sostituire la nostra voce critica con parole di incoraggiamento. Se un amico, per esempio, ci dicesse "ho fallito", risponderemo con durezza o con comprensione? Facciamo lo stesso con noi stessi. Scrivendo una lettera a noi stessi, per esempio, può sembrare strano, ma mettere nero su bianco i nostri sentimenti e poi rispondere con parole di gentilezza aiuta a vedere le situazioni da una prospettiva più equilibrata. E poi, accettando i nostri limiti senza vergogna. Tutti vivono esperienze sfidanti. Essere compassionevoli con noi stessi non significa giustificare la mediocrità, ma riconoscere che il progresso passa attraverso gli errori. Molti temono che l'autocompassione possa portarci alla pigrizia o alla rassegnazione, peggio, ma la verità è l'opposto. Quando ci trattiamo con gentilezza ci sentiamo più motivati a crescere, perché lo facciamo da un luogo di amore e non di paura. L'autocompassione è la chiave per una crescita personale autentica. Non è debolezza, è forza. È il primo passo per costruire una vita basata sull'equilibrio, sull'accettazione e sulla motivazione sana. E voi come vi parlate quando sbagliate? Vi trattate con la stessa gentilezza che riservate agli altri? Voglio presentarvi Antonio Rezza. Antonio Rezza è un attore, artista, sempre in sodalizio con Flavia Mastrella, un'altra grande anima artistica. È stato nostro ospite molti anni fa. Loro, Rezza Mastrella, con il loro stile inconfondibile, sono gli artisti più transgenerazionali che conosco. Ascoltate allora Antonio Rezza, intervistato in un luogo abbastanza insolito. Ma ho avuto un rapporto con Dio come Dio esistente fino al 1979, quindi fino a quando avevo 13 anni. Poi non ho più nessun rapporto, cioè non credo chiaramente che Dio esista, cioè lo riconosco come suono e non credo razionalmente che possa esistere chi crea, insomma, no? Chi crea noi, cioè perché sarebbe un creatore veramente metafisico, cioè assurdo, insomma, cioè, non ha creato niente di eccezionale, cioè non sarebbe nemmeno un creatore. Il discorso della vicinanza a Dio, della preghiera, cioè non credere in Dio non significa poi non vedere i difetti di una società cattolica, cioè nel senso che quando io faccio in Pideus il pezzo della preghiera, io credo che la preghiera, così come la famiglia, siano le anticamere dell'associazione a delinquere di stampo mafioso e camorristico, cioè la famiglia è l'anticamera della criminalità. La preghiera è l'anticamera della criminalità perché non è altro che una
cosa nostra allargata, cioè chiedere a un Dio ipotetico il benessere delle persone più vicine significa creare un'associazione di tipo mafioso, significa chiedere la protezione soltanto per le persone più vicine. Quindi è quello che criticavo in quella parte di spettacolo, cioè se credi in Dio o ci credi veramente o non ci credi. Se credi in Dio non puoi chiedere a Dio delle cose con le quali Dio non si sporcherebbe mai le mani, cioè mandarti bene qualcosa, chiedere che la persona più vicina ti stia bene, cioè veramente, cioè chi crede sbaglia nel rapportarsi a Dio, cioè chiede a Dio cose che chiederebbe a un politico, potente, no? un potente. Quindi vedere Dio come un politico potrebbe essere un declassamento della politica a favore dell'innalzamento di Dio, ma non è così, perché poi chi crede a Dio crede anche alla politica. Quindi diciamo, per me non esiste né Dio né la politica, e non esiste quindi nessun concetto di Stato. Quando pregavo chiedevo di far sta bene prima mia madre, mio padre e mia sorella, poi mi allargavo alla parentela più prossima, poi mi allargavo, cioè così, atteggiamento clientelare verso nei confronti di Dio, sbagliato. Ecco perché forse Dio non c'è, perché si sbaglia il rapporto, come il fatto della violenza del prete sul bambino, cioè io ho fatto, è un discorso di spazio, cioè quando un bambino viene violentato da piccolo da un prete per esempio, e il crocifisso lo vede più lontano perché il prete è più alto di lui, man mano che il bambino cresce il crocifisso si avvicina, ci si avvicina a Dio non perché ci sia una vicinanza a Dio che cresce, ma perché cresce il corpo e diminuisce la distanza dalla croce. È tutto un discorso sullo spazio. Quando questa idea del il pezzo, quella parte che parla di questa violenza è precedente a quando si venne a scoprire che i sacerdoti in determinate parti del mondo accusassero i bambini, questo è sempre esistito. Esatto, è una quindi, cosa però si è venuto a scoprire, cioè diventavo di dominio pubblico lì e mi ha dato molto fastidio perché la gente adesso pensa che quella cosa sia stata fatta per quello, ma se fosse è l'occasione per dirlo, insomma. Ma non è stata fatta per quello, c'è un discorso sullo spazio, non mi interessa nemmeno parlare della violenza, io non faccio denunce, non facciamo nel nostro teatro denunce di carattere civile, non ci interessa, quello è compito della politica, noi siamo artisti, noi facciamo quello che non c'è, non parliamo di quello che c'è, poi ognuno ci vede quello che vuole perché è libero. Incontro il postino e mi faccio un sacco di risate. Se penso alle poste mi faccio altrettante risate. Se incontro un uomo che ha fede vorrei farmi un sacco di risate, sì, ma sinceramente non me la sento proprio. Non si scherza sulle disgrazie degli altri. Niente, io il spettacolo del 98, 99, 1900, che è l'evoluzione di Vitegus dei quadri di scena, si passa dai quadri di scena di Flavia bidimensionali a quadri di scena che vengono poi abbandonati, è la rincorsa all'individualismo, quindi è il primo disincanto del nostro lavoro, cioè abbandonare la poetica della coalizione per riconoscere nell'individuo individualista l'unica possibilità di miglioramento sociale, diciamo, della società. Ci tengo sempre a dire che, in modo ossessivo che non è un teatro di uno, ma è un teatro di due. Però non credo che venga odiato quello che facciamo, cioè, penso che venga solamente amato. Si ama e basta, chi non viene perché magari non sa quello che facciamo, non è che non viene perché ci odia, non è possibile odiarci. 2 parole, come vorresti rappresentarti a chi magari non ti conosce attraverso l'opera, ma far conoscere Antonio come persona? Ma non mi interessa Non ti proprio interessa. Cioè, essere conosciuto come persona, cioè, sono molto meno rispetto a quello che facciamo. Cioè, rispetto a quello che facciamo non ho quella virtù. Io preferisco non essere bello come persona e essere bravo in quello che faccio, cioè mi dà molto più appagamento. Ma dire che la persona è molto meno dell'opera significa semplicemente dire che quello che resta non siamo noi, ma è quello che facciamo, tutto qui. Quindi come sono come persona non mi interessa e non deve interessare a chi vede. Nessuno può farsi l'idea che io abbia delle abitudini come gli altri per sentirsi più vicino. No, chi vuole mettersi alla prova deve sentirsi vicino al nostro talento, al nostro modo di trasfigurare la realtà. Perché è molto semplice poi sentirsi in contatto con persone
brave a fare quello che fanno solo perché nella vita privata hanno qualcosa che assomiglia a noi. No, la vita privata non conta. Non conta. Siamo pieni di opere che portano a spasso gli autori, cioè siamo pieni di persone che creano opere per portare a spasso se stessi. Noi non portiamo a spasso noi, facciamo opere che vivono senza di noi, tramite noi ma senza, e quindi quello che siamo come persone è veramente rilevante. Senza che io non credo in niente come sta, io in un libro scrivo la noia è il peggior nemico dell'uomo, la noia è come Dio e in più esiste. Ciucce, sì, ciucce. Noi lo lasciamo qua. Sì, lui lasciamolo qua, ha trovato la sua dimensione. Nelle scorse puntate abbiamo parlato delle truffe romantiche, un fenomeno sempre più diffuso che sfrutta la vulnerabilità emotiva delle persone per estorcere denaro. Oggi, nella parte 2, allarghiamo il discorso. Gli inganni in rete sono ovunque e possono colpire chiunque, dai più giovani ai più anziani, dai meno esperti ai più navigati. Con un semplice clic possiamo risolvere questioni che fino a pochi anni fa richiedevano tempo, spostamenti e lunghe attese. La tecnologia ci ha regalato velocità, comodità e un accesso illimitato a informazioni e servizi, ma non dobbiamo dimenticare che dietro ogni innovazione esiste anche il rischio di abuso. Vediamo i pericoli più diffusi nel mondo digitale e di come possiamo difenderci, perché nessuno è immune agli inganni della rete, ma tutti possiamo imparare a riconoscerli. Approfondiamo le trappole più comuni e cosa sapere per proteggersi. La rete infatti è piena di insidie. I criminali informatici hanno affinato tecniche sempre più sofisticate per rubare dati personali, denaro e identità digitali. Tra le truffe più diffuse troviamo phishing, smishing e vishing. Il phishing è la più classica delle truffe online. Si tratta di email, sms o chiamate telefoniche che sembrano provenire da istituti bancari, corrieri o aziende affidabili. L'obiettivo è ingannare l'utente e convincerlo a fornire dati sensibili come password, codici di accesso e informazioni bancarie. Il phishing via email avviene con messaggi che contengono link a siti clonati che imitano perfettamente quelli reali. Inserendo i dati, l'utente li consegna direttamente ai truffatori. Lo smishing è la versione via SMS. Si riceve un messaggio che segnala un problema con il conto bancario o una spedizione, proprio spingendo l'utente a cliccare su un link. Il vishing è il phishing telefonico. Il truffatore si finge un operatore bancario o persino un agente di polizia e cerca di convincere la vittima a spostare denaro su un conto sicuro che in realtà appartiene ai criminali stessi. Addirittura si spacciano per medici del più vicino ospedale e, adducendo il ricovero in gravi condizioni di un parente, richiedono denaro in contanti o gioielli per affrontare la terapia d'urgenza. Regola d'oro, allora: nessuna banca o ente ufficiale chiederà mai di comunicare password o di trasferire denaro e tantomeno consegnarlo in contanti a mano di qualcuno. Se ricevete un messaggio sospetto, non cliccate su alcun link e contattate direttamente l'istituto coinvolto. Poi c'è la truffa del pacco in arrivo, un altro inganno molto diffuso che sfrutta l'e-commerce e le spedizioni. Allora si riceve un SMS o una mail che avvisa di un problema con un pacco, chiedendo di pagare una tassa doganale o di inserire i propri dati per risolvere un determinato problema. Cosa fare? Non cliccare su alcun link, andare direttamente sul sito ufficiale del corriere per verificare lo stato della spedizione, eventualmente telefonare. Abbiamo già parlato delle truffe romantiche, ma il fenomeno si sta evolvendo. Oltre ai falsi militari e imprenditori che cercano di carpire la fiducia delle vittime per poi chiedere soldi, sta crescendo il fenomeno delle estorsioni sessuali. Un cybercriminale, spesso utilizzando un profilo fake, avvia una conversazione con la vittima, costruendo un forte legame emotivo. Dopo aver ottenuto immagini o video intimi, arriva la minaccia: se non paghi, diffonderò tutto ad amici e parenti. Come difendersi? Evitare di condividere immagini compromettenti online sempre. Non fidarsi di profili che sembrano troppo perfetti o che accelerano rapidamente la confidenza. Se si cade in questa trappola, mai pagare. Denunciare immediatamente alle autorità. La prevenzione è fondamentale. Dobbiamo adottare buone pratiche digitali per evitare di cadere
cadere vittime di truffe. Usare password complesse e diverse per ogni account, attivare l'autenticazione a 2 fattori per proteggere gli accessi, non cliccare su link sospetti e verificare sempre le fonti, controllare le impostazioni della privacy sui social per evitare di condividere informazioni sensibili, tenere sempre aggiornati i dispositivi per proteggersi da malware e virus. La conoscenza è la nostra miglior difesa. Internet è uno strumento straordinario, ma la sua sicurezza dipende anche da noi. Essere consapevoli dei rischi, informarsi e adottare abitudini digitali sicure è il primo passo per navigare senza paura. Come sempre vi invito a condividere la vostra esperienza. Vi è mai capitato di ricevere un messaggio sospetto o di trovarvi in una situazione ambigua online? Fatecelo sapere. Eccoci arrivati alla conclusione di puntata. Abbiamo parlato di smoothie antinfiammatori, un segreto naturale per energia e benessere, di intelligenza artificiale e relazioni umane, di biofilia e perché abbiamo bisogno della natura per stare bene, e poi dell'autocompassione, la chiave per una crescita personale autentica. E abbiamo ripreso il tema degli inganni digitali per proteggersi dalle truffe online e di come smettere di procrastinare grazie all'effetto Zeigarnik. Ringrazio i nostri ospiti Michela Bresolin e Alessandro Castagna. Continuate a seguirci, la prossima settimana avremo altre notizie e approfondimenti dedicati al benessere, alla crescita personale, all'evoluzione e altri ospiti. Il benessere e soprattutto la scoperta di noi stessi sono un viaggio. Facciamolo insieme per un mondo più consapevole e solidale. Vi auguro una settimana di crescita e armonia e fino alla prossima amate sempre, restate centrati e vivete con un altro stile per dare forma a un nuovo benessere. State bene e grazie.